Allora, ingegnere Presidente, torniamo un po' alla questione molto importante, appunto il discorso dell'idrovia. Ma così, con l'idrovia, come è stata sistemata, insomma, quindi è stata riattivata in certo qual modo, progettata, eccetera. Padova si salva? Allora, certamente con l'idrovia Padova aumenta il suo grado di sicurezza in maniera assolutamente rilevantissima. Evidentemente la sicurezza idraulica non esiste, il rischio zero non esiste, altro concetto ahimè che purtroppo è difficile anche solo nominare. Il rischio Nella zero, nostra pianura, cioè nel sistema Italia non esiste? non esiste Oppure in generale, perché generale? non si potrà mai prevedere un evento che sia il massimo di quello che può succedere, perché non è un evento che possiamo governare. Governa, per fortuna ancora quello lo governa qualcun altro e non ci possiamo mettere le mani. Quindi questo significa che dobbiamo anche imparare a convivere con determinati pericoli, evidentemente avendo messo in campo tutto ciò che è possibile per ridurre al minimo il rischio di cui viviamo e realizzare l'idrovia consentirebbe a Padova di ridurre al minimo i suoi rischi. Quindi cosa c'è ancora da fare per questa idrovia? Purtroppo bisogna sviluppare la progettazione a livello definitivo ed esecutivo e poi realizzare le parti di opere, la parte di opera che ancora manca. Perché qualcosa è stato fatto? Era stata fatta una parte, diciamo, un terzo dell'opera era già stata realizzata e anche molte parti infrastrutturali erano state realizzate, quindi penso ai cavalcavia che a volte incontriamo anche nella nostra campagna tra Padova e Venezia, che superano dei campi, delle aree agricole e non sappiamo perché stiamo andando su un cavalcavia quando potremmo viaggiare. Quelle sono opere che erano state pensate, progettate e realizzate perché sotto deve passare idrovia. Abbiamo questa tipologia di opere nel nostro territorio. E però, Lungo il tracciato di idrovia. Però manca una parte dell'idrovia. Il progetto preliminare ha individuato le modalità con cui la parte che manca deve essere realizzata, adattata anche al trasporto delle merci, quindi anche alla funzione di navigabilità attuali. Per fortuna è risultato che tutte le opere infrastrutturali possono rimanere tali, quindi non c'è necessità di abbattere e ricostruire, quindi tutto ciò che è stato realizzato viene mantenuto. Purtroppo però il costo di realizzazione del completamento è un costo rilevante, perché stiamo parlando di 450 milioni di euro per il completamento dell'idrovia. Completamento che però è stato anche pensato come momento di ricucitura del territorio, quindi uno sviluppo importantissimo delle componenti ambientali e paesaggistiche, quindi aree umide, fruizione delle arginature. Quindi non andrebbe eccetera. a impattare No, da questo punto di vista. Ecco, dal punto di vista proprio del cittadino visivo, cosa si vede? Cos'è l'idrovia? Come la si individua? Un canale essenzialmente, uno vede un canale che attraversa la nostra pianura tra Padova e Venezia ed è un canale che nelle nostre idee che è molto attento, come dire, al rispetto dell'ambiente circostante. Quindi invece che essere una ferita nel territorio, diventa un'area integrata di possibile fruizione da parte di moltissime persone. Ecco, questo potrebbe ovviare anche la questione del traffico veicolare, no? Che abbiamo, sì, per la parte merci sicuramente, quindi... per la parte merci sicuramente, però purtroppo va integrata proprio per consentire diciamo, lo spostamento delle merci da terra all'acqua, di tutte le infrastrutture che necessitano. È un problema quindi di soldi sostanzialmente, quindi questo sì, perché non è poca cosa. Esattamente, questo sì, perché la Regione ha messo anche quest'opera tra quelle prioritarie da realizzare, si porta dietro questo problema. Però io credo che l'attenzione che tutti stanno mettendo, e quando dico tutti parlo anche delle amministrazioni che sono interessate dal passaggio, dalla presenza di quest'opera, stanno tutte come dire, aiutando e portando avanti questa proposta che non vede praticamente soggetti contrari.
e questo è stato un grande risultato che la Regione ha anche ottenuto e che quindi le consente di mantenere altissima l'attenzione per il recupero dei finanziamenti necessari al suo completamento. Ecco, tra le grandi opere che riguardano sempre disastri di vario genere abbiamo, non so che non se ne è occupato direttamente, ma magari se ne è fatto un'idea il Mose. Che idea si è fatto? E quindi che cosa, perché non riesce in qualche modo a ingrippare, visto quello che anche i recenti fatti, che hanno poi veramente deturpato delle opere importantissime, allora, il storiche. Mose dal punto di vista mio tecnico non me ne sono occupato, però lo considero un'opera di altissima ingegneria, unica al mondo, un'opera di una complessità e di una importanza incredibile. Quando parliamo di opera unica al mondo non stiamo dicendo assolutamente nulla di esagerato o di insensato. Va da sé che le opere d'arte, tra virgolette, come questa, si portano dietro delle problematiche importanti. Perché? Perché se io realizzo una passerella pedonale, mi devo così cautelare contro certe tipologie di problematiche, magari la manutenzione la faccio un anno sì, un anno no, male che vada, come dire, si rompe un asse e lo sostituisco. Un'opera del genere va guardata ogni giorno e il ritardo con cui sta andando a completamento complica il tutto, perché basta anche pensare a casa nostra. Se noi lasciamo a casa nostra chiusa 3 mesi, non è che quando torniamo la troviamo come l'abbiamo lasciata. E il Mose, un'opera praticamente completamente sott'acqua, in ambiente salmastro, eccetera, non può essere lasciata lì senza che venga curata giornalmente la sua manutenzione. Per cui, diciamo, questo è un problema che poi comporta la necessità quindi di avere diciamo, un flusso di finanziamenti tale che ne garantisca la realizzazione in tempi certi e definiti, cosa che è mancata, non sta mai a dire perché. Cioè, quindi lei dice c'è la bontà del progetto, sì, perché è stato studiato poi a livello internazionale, perché tantissimi esperti sono andati a visitarlo, soltanto che è un progetto che implica avere un flusso costante di risorse per poterlo mantenere. Assolutamente sì, e direi che però fino a quando non lo vediamo completato non siamo nemmeno in grado di capire di eventuali necessità di adeguamenti e di aggiustamenti che si possa portare dietro, e questo dilatarsi nel tempo della sua realizzazione nuoce sicuramente alla bontà e all'efficienza e all'efficacia. Si poteva fare qualche cosa di diverso per la laguna, per Venezia? Allora, da un punto di vista tecnico possiamo fare tutto, cioè non è che ormai la soluzione unica non esiste, a parte che sarebbe anche una specie di insulto alla professione, non è che la mia idea è unica, sicuramente c'è qualche collega molto più bravo di me che magari ha delle idee. Evidentemente quando si sceglie una strada e la si come dire, puntella, la si supporta con tutte le indagini, tutte le valutazioni che servono al caso, che sono state fatte. Quindi non vedo particolari lacune. È certo che si potevano scegliere altre differenti strade, ma come dire, col senno di poi non è che andiamo tanto lontano. Infatti, con il discorso delle polemiche e tutto. Comunque, quest'opera secondo lei è vecchia allo stato attuale? Come è stata definita? No, non è vecchia, però sta scontando i ritardi con cui si sta procedendo. Questo è tipico italiano, insomma. Ahimè sì. Entra in... Viene in mente una cosa che per noi professionisti ci ha molto toccato, che poi ha anche impattato nella visione di tutti gli italiani, ciò che è successo a Genova. Infatti volevo proprio chiederle questo. Con quel ponte. Quello, io ricordo a tutti che quella è stata considerata ed è ancora considerata una vera e propria opera d'arte innovativa, pensata e realizzata all'epoca con schemi assolutamente di innovazione assoluta.
E anche quello si porta dietro, quando realizzi un qualcosa di particolarmente importante e delicato, si portano dietro delle problematiche e delle attenzioni che dovrebbero essere dedicate specialmente a opere di quel tipo. Cioè la manutenzione sostanzialmente, perché Manutenzione, è da anni che lamentavano ci fossero... Però, ripeto, le cause possono essere molteplici, però il concetto che deve passare è che certe opere non sono uguali ad altre, cioè, non si può trattare tutto allo stesso modo, perché certe cose sono più delicate o più importanti di altre. Il Mose è certamente un'opera delicata e importante che non può essere trattata come le altre. No, no, infatti dopo torniamo su questi temi, anche il problema della manutenzione di queste opere, perché è altrettanto importante, perché altrimenti è inutile neanche farle se poi non c'è la possibilità di finanziare interventi continui e per peggio dopo il disastro che possono provocare dei benefici. Pubblicità, pochi secondi.